Sala B di Via Asiago in Roma. Viva Radio 2! Il grande varietà radiofonico. Fiorello e Baldini. 1, 2, 3, 4. Buongiorno Baldini! Che gente, che folla che c'è! Piaciuto! Allora, intanto sulle note di questa sigla meravigliosa che io terrei di sottofondo, scritta dal grandissimo, tu lo sai da chi è scritta, Baldini? Trovaioli, Armando Trovaioli. Bravo, da grandissimo Armando Trovaioli, che in originale era Samoa Tamure. Noi abbiamo cambiato ovviamente le parole e adattata alla nostra sigla. Dicevo, sulle note, consentimi, oggi è il compleanno, compie appena 8 anni il mio figliocetto. C'è un figlioccio che ho battezzato, si chiama Carletto Tuccimei e il tuo padrino ti manda un bacio forte e un abbraccio. Lui lo conosco, è qua di Roma, no? E parla, grazie, mi dirà, questo fa grazie. Io te che vuoi di regalo? Mi piacerebbe il quad. Tu sai cos'è il quad? No, zero. Non sai cos'è il quad? È il quad. Il quad. No, non sai cos'è il quad? Non sa cos'è il quad. Ignorante. Cos'è il quad? Non sa, guarda tutti gli autori che gli fanno il gesto. No, è quella la moto a 4 ruote, quella certo, che tutti noi usiamo. Che tutti noi usiamo per andare in ufficio. Scusami. Cioè tu non hai il quad. Ciao Carletto. Auguri. Come non sapere cos'è il quad? Fa gli anni quasi come Dodi Battaglia, perché c'è qui una richiesta di auguri per Dodi Battaglia. Ma Dodi Battaglia? Quello dei Pooh. Dei Pooh? Sì. Il quinto dei Pooh, Winnie. Esatto, Winnie dei Pooh, esatto. Allora, Dodi, a proposito di Dodi, facciamo tanti auguri anche a Dodi. Anche a Dodi? Mi piace Dodi. Sì, certo. Perché c'è una cosa, la volevo dire dopo, ma sono costretto a anticiparla. Vai, dirla. No, non la posso anticipare. Mi date l'ANSA, l'agenzia? L'agenzia. È uscita un'agenzia che mi ha lasciato senza parole. Ma proprio sentiamo. Senza parole. Qua io lo faccio vedere. Fai sentire. La faccio vedere, guarda, la faccio sentire. Bene, ora. Sono agenzie di stampa che escono così. Quando escono queste agenzie escono per cose importantissime. C'è una cosa importantissima che Loredana Lecciso. Attenzione. Perché? E già hai detto stecco, belli. Sta parlando di Loredana Lecciso. Mica Cotica, Loredana Lecciso, a chi? Cioè nel senso non a chi di Fausto Leale, a chi? Giornale, chi? Settimanale, chi? A virgolette chi era il Tribune, poi lancia, quindi domani è la prima che lancia un brano musicale su un giornale senza CD. Se lo batti suona. No, così lancia. E allora quando io ho letto questa cosa sono svenuto e mi sono messo alla ricerca del brano. Il brano si intitola con la K, tutto con la K è scritto, Il brano si intitola, lancia perché sarà il tormentone, dice, e si chiamerà il Tucaculos. Fantastico. Ora, nelle metropolitane, nei tram, tutti balleranno. Il Tucaculos con la K, Tuca con la K e Culos con la K. Da chi è accompagnata? Da Mano Mortas? Che firma, ora tu dirai. Guarda che c'è là, sì, vabbè. Qui siamo proprio ormai a livelli. Questa è la faccia da cavallo. C'è uno con la faccia da cavallo, c'è uno con la testa di cavallo. Riprendetelo e mettetelo sul sito, perché visto che mettilo su YouTube. Arrivi oggi a Capannelle? Mi gioco. Non ci posso. C'è un signore del pubblico che ha una testa di cavallo come maschera, vabbè. Allora il Tucaculos, allora quando ho letto questa notizia mi sono attivato con tutti attivati, internet e cose, per cercare questo brano che ancora deve uscire. Bene, siamo riusciti a trovare il Tucaculos in anteprima, ma in anteprima mondiale. Signori, aprite bene le orecchie, come direbbe il nostro Mike, e vi facciamo sentire uno stralcio, perché per contratto non possiamo metterlo tutto, pensa. Ma pensa te, tutto il culos, solo una chiappa. Possiamo mettere solo una chiappa. Vabbè. Sentiamo la chiappa.
Solo una chiappas devo mettere. Sì. Mi dicono che l'ANSA è in sciopero fino a venerdì mattina. Hai capito? Così sì, l'ANSA in sciopero, succede, sì. l'ANSA in sciopero. Però questa agenzia non era dell'ANSA, infatti, era di ADN Cronos. Vedi, infatti, l'ANSA era in sciopero. Dunque. Signori, volete sentire un pezzettino di Tucaculos di Loredana Leciso? Siete i primi. Tra l'altro le prime dichiarazioni di Albano le stiamo aspettando sul Tucaculos, arriveranno a breve sicuramente le dichiarazioni di Albano dopo che avremo fatto sentire il Tucaculos. Allora non lo dedicherò al mio figlioccio Carletto perché è piccolo, al papà casomai, a Lele che è simpatico e non a Tania la mamma. No, perché anche lì sarebbe rischioso. Ci siamo? Sì. Il Tucaculos Loredana Leciso. Dai. Tucaculos, Tucaculos, Tucaculos. Ecco perché di dodo dice. Tucaculos, Tucaculos. Allora attenzione, vedo persone che ballano e si toccano il culo mentre ballano, si battono la chiappa. Esatto, è così che si fa. Lo facciamo tutti insieme radiofonicamente. Fatelo con quello davanti. Alzati bambino. Sì. Di nuovo inciso, da capo, ci sei? Tucaculos. Vai. Tucaculos, Tucaculos. Bellissimo, grazie, Bellissimo. basta, abbiamo sentito un pezzettino di Tucaculos in anteprima. Tra l'altro sappiate che sta per arrivare Gianni Minà e in macchina avrà sicuramente sentito il Tucaculos che noi... Aveva fatto retromarcia sicuramente perché non può un giornalista come lui venire nella patria del Tocaculos, cioè non... Allora lo sentiremo nel corso della puntata perché abbiamo diversi tormentori che abbiamo lanciato come quello dell'estate della Stefi, sentite. Vai, Sotto la luna la cera si consuma. Grazie, Basta. abbiamo lanciato anche il disco di Luxuria, no scusa, che Luxuria. ho sbagliato, di Solange, vabbè. Sole, Solange. Ha fatto un... Cosa ha fatto Luxuria? Sono una donna, non sono una santa. Per favore, non comprate questo CD. Questo è Mike Buongiorno che intanto entra. Allora c'è una... Sì? Attenzione, la Stampa, medicina sul giornale, questa notizia può servire, il crepacuore esiste, cioè sono morto di crepacuore, il crepacuore esiste e uccide solo le donne. Platinetta e Luxuria dichiarano siamo salve per miracolo. E a proposito di Tocaculos, Chi c'è? il maestro Enrico Cremonesi. Vediamo se becchi questo stacchetto qua, Vediamo Vai, se lo Massimo. becco, dai. Fatti. Lolli pronto, vediamo se lo becchiamo. Hey! Everybody get down, down, three, Wind and Fire. Gli Harbin and Fire. No. No? Non sono erano gli- loro. Sono i Tocaculos and the Gang. Sì. Ah, vero, mi tocca culo Sand Gang. Va bene, non abbiamo ancora dichiarazioni di Albano? Ne sono arrivate? Stiamo aspettando dichiarazioni di Albano su questa canzone della Leciso. Consentitemi di fare un saluto a Franca Cavagnoli, o Cavagnoli, ma credo Cavagnoli, che ci ha mandato un libro che si intitola Non si è seri, a 17 anni, un romanzo edito da Frassinelli, come noi facciamo anche noi cultura adesso, Certo. sai? Con i libri tentiamo di spingere molti libri che ci arrivano, quindi ve lo facciamo sentire, eccolo qua il libro. Ecco. Così. Batto sul microfono e quando c'è un libro ovviamente la musica parte spontanea, la musica. Questo libro è di Faccinelli, eccolo qua Franca Cavagnoli.
Non c'è serie a 17 anni, leggetelo, me l'ha mandato a me con amicizia da interista a interista, Franca Cavagnoli. Bello, poi sono arrivati altri libri, oggi parleremo del libro di Gianni Minà. Sì, che è una cosa un po'... Un giornaletta fuori da coro. Politicamente scorretto. Corretto. Esatto, sì. Lei lo dice in un modo che suona male. Però. Corretto, a me corretto. non mi viene, non io dico un po', no, corretto, Sì, esatto. come il caffè, Sì, capisci? corretto. Vabbè, grazie Valentino e grazie, scusa, me ne vada la sagoma, c'è la sagoma, non mi vedo me stesso, Io vedo la sagoma, non posso, con i baffi. non posso salutare il mio pregadio, eccolo qua, ognuno c'ha il suo. Tu sei il mio pregadio, come Geriscotti c'ha il grande pregadio, beh tu sei un po' meno, come ti chiamiamo? Un po' meno di invoca Chierichetto. no, invoca. non vorrei essere blasfemo. No, esatto. infatti stavo cercando qualcosa. Il figlio prega Gesù, dai, non si può, diventeremo blasfemi e non si può usare una parola così importante per un essere così immondo. Vabbè, grazie. Oggi ho fatto il regalino del compleanno e che ieri non l'avevo fatto. Oggi ho fatto il regalino del compleanno. Che gli hai regalato? Diglio che ti ho regalato. Una bellissima macchina fotografica. Beccate questa, che vedi? Ha fatto la giornata. Mica credo se la vende. Se la vende. Questo se la vende domani, subito, non ce l'ha più, se la vende. Vabbè, attenzione, Albano. Ecco, le prime dichiarazioni cominciano ad arrivare. Vai. Albano ascolta la radio e si commuove ascoltando il Tocaculos. Tocaculos e dichiara: quando si toccano certi argomenti sono molto sensibili. Vogliamo cominciare in un modo particolare? Cominciamo con la musica. Noi lanciamo sempre canzoni nuove. Ne è arrivata una in redazione oggi molto bella, secondo me. Non vi dico chi la canta, ve lo dirò dopo alla fine. Quante volte tu da ragazzo, no, noi della nostra generazione, abbiamo detto ma quando arriverà il 2000 chissà come sarà. Che tu il 2000, io il 2000 immaginavo col reattore dietro che con le orecchie e partivo, no? Nel 2000 e siamo passati indenni attraverso tante cose, no? Cadute di muri, tecnologia che avanza, cose strane, cellulari, insomma, c'è una canzone secondo me riassume tutto questo. Io non so, avevo il foglio da qualche parte. Dov'è? Ma non ce l'ho scritto, si è smaterializzato. Ecco, la canzone proprio si intitola così, è un po' dedicata a quelli della nostra generazione, cioè noi, io e te bambini. Gli anziani, no, siamo ragazzi, ragazzi di mezza età, chiamiamoci così. Allora, la canzone si intitola Aspettavamo il 2000, chi la canta ve lo dirò alla fine del pezzo, bellissima canzone, prego. Un po' inglese, un po' di volume però, un po' di volume, vai! Il testo è molto bello secondo me. La mia generazione è sopravvissuta perfino al Tuca Tuca e alla guerra fredda, alla moto senza casco, all'avvento della disco, all'arresto di Valpreda. Eravamo convinti che Rivera fosse Dio e che quello di Mina non fosse un addio. La mia generazione è sopravvissuta perfino a Nica Costa e agli anni di piombo, ai decreti delegati, ai servizi deviati, ai sofficini al pongo. Eravamo studenti, ci sentivamo operai. Certi giorni di festa non finivano mai. Aspettavamo il 2000 perché tutto sarebbe cambiato, ma tu l'avevi previsto che il futuro sarebbe passato. Lo immaginavi diverso, questo mondo un po' perso, che se provi a cambiarlo ti spara anche addosso, per ritornare lo stesso, sempre uguale a se stesso. La mia generazione è sopravvissuta al ritorno nelle sale della commedia italiana, alla fuga dei cervelli,
alla P2 di Gelli, alla Banca Vaticana. Siamo stati cattivi negli anni 70. Niente sconti di pena per chi non si accontenta. Aspettavamo il 2000 perché tutto sarebbe cambiato. Ma tu l'avevi previsto che il futuro sarebbe passato. E sognavamo la luna, ma qualcosa non ha funzionato. Tu quanto avevi scommesso, cosa hai perso e chi ci ha guadagnato? Lo immaginavi diverso, questo mondo un po' perso, che se provi a cambiarlo ti spara anche addosso. Per ritornare lo stesso. Bella. Mi piace Baldini? Sì, mi piace, molto, molto. Qui c'è bello. l'applauso del pubblico. Aspettavamo il 2000, vediamo se qualcuno ha indovinato. Io l'ho indovinato. Ah, che tu che lascia stare. Chi dice? Allora, una dice Luca Barbarossa, poi Luca Barbarossa, Luca, tu hanno indovinato tutti, era Luca Barbarossa. Era lui. Bravo Luca! Bravo, bella, Luca, bella. complimenti! Noi siamo stati pronti immediatamente a non aspettare No. e mandarlo subito in onda. Timbri, Tra l'altro, non timbri. devo dire, vi ricordate la canzone che abbiamo lanciato qualche tempo fa? Se ce l'hai pronta, facciamo sentire solo l'inciso, se ce l'hai un pezzettino, questa canzone, vi ricordate? Vi ricordate quella che è LOL? Sono un fuoco spento, ho bisogno Che abbiamo mandato? Vi ricordate? se l'amore è matematica. Che io e Baldini abbiamo interpretato come video. Sì. Il sguardo su Che faceva Prendimi. Bene, verrà qui dal vivo Daniele Groff e ce la canterà dal vivo. Arriverà molto Tra presto. poco, sì. Molto presto. Sempre che anche lui abbia sentito il toccaculos. Cosa hai detto? No. Tucaculos. 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 Ma si può diventare il tempio del toccaculos? Albano, ascolta la radio, ancora Sì. il toccaculos dalla Decisa e per non essere da meno corre in studio di registrazione e incide il Palpagnocas. Mamma Io mia. starei ore a dire Sì, queste cose, ore sì, e ore sì, solo sì. sul toccaculo. Sì, Starei. Ma io lo vedrei anche dopo il TG1, buonasera, e Sì, anteprima della Deciso, Sassoli, sai, sì. si mette lì, e lui che canta toccaculo, perché Mike di Maglia, il toccaculo, sapete ascoltatori. E Vespa? Ciao, buonasera, grazie, una puntata sul toccaculos. E Gianni Minà come Gianni dire, Minà. "Beh, queste sono cose che a Cuba si fanno, il toccaculo." Vabbè, dai, meraviglioso. Attenzione, chissà se Moccia, il nostro scrittore Sì. preferito, è un esperto. Devo dire, c'è una piccola bambina qui in studio lo che so. sta sentendo da "Ciao piccola, come va? Tutto bene?" Mi tocca mulos. Sì, perché questo sono il disco l'asino, col l'asino. Sì. si può anche chiamare mulo, Sì. no? Allora, per fare correre l'asino più forte, che Si cosa dà fa? una pacca. Una pacchetta, si Sul dice mulo. tocca mulo, capito? l'asino Quando uno ha parte. fortuna, infatti dice, ha avuto un gran mulo. ma Esatto. tantissimo. Mulo. Che gran nella colpo vita. di mulo si usa dice, sempre. no? Esatto. Bene, sentiamo adesso se c'è il nostro autore di riferimento. Buongiorno. Oh, Federico Moccia, Ciao, buongiorno. ma chi sei? Sono Baldini, buongiorno. Mi fa piacere che sei ancora vivo. Scusa, Ma sai, la tua età un attimo, incamminarsi lungo quel tunnel luminoso che non porta certo a Las Vegas. Ecco, sì, bene. A proposito, alla SNAI a quanto danno l'esplosione improvvisa della tua prostata No, oggi? a 150, dai, per favore. Non tirarmela. Dove ti trovi oggi, Federico? Sono nell'ufficio marketing di una nota azienda che conosce molto bene il mio pubblico, così posso conoscere meglio i gusti dei miei lettori. Quale sarebbe questa azienda? La Plasmo. Ecco. Senti, non sarebbe ora di pensare a un pubblico un po' più adulto? E infatti nel pomeriggio vado alla Pampers. Ah, allora. Aspetta. E tutto ciò
è fatto impregnandomi di quel sentimento tutto pustolo e gengivite che è l'amore. Che schifo, non è bella come metafora. Perché l'amore è come il tocaculos. L'amore è come Marco Baldini ad una convention di strozzini. Cioè? È il primo premio della lotteria. Ah, bravo. Senti, entriamo nell'attualità. Sì, entraci. Senti, tu che conosci molto bene il mondo degli adolescenti, cosa ne pensi di questa proposta del ministro Livia Turco di mandare i carabinieri nelle scuole a caccia di spinelli? Guarda, a mio parere nelle scuole circolano cose ben più pericolose per i giovani. Tipo? Che I miei libri. Ah, ecco. Senti, c'è scritto a proposito dei Scusa, libri. chi è quello che ride? Che si sente che ride? Io sono autoironico, Cremonesi. bello. Parlo dei miei libri, hai capito? Chi è che ride? Cremonesi. Quello un libro non l'ha mai letto in vita sua, non sa neanche che è. Dura. A stento legge ogni tanto la sua carta d'identità per ricordarsi chi è. Sì, ecco. Senti, su TV Sorrisi e Canzoni in edicola c'è scritto il titolo del nuovo libro che uscirà nei prossimi giorni. Non lo sapevo, esce un mio libro nei prossimi giorni. E tu non lo sai, sì. Allora se trovo 10 minuti lo devo andare a scrivere, va bene. Perché ancora non Quale sarebbe il titolo? Ma come quale sarebbe, scusa? Ma qui c'è scritto Cercasi Niki disperatamente. No. Come no? No. No. C'è un errore. C'è un errore di stampa sicuramente, perché nel mio nuovo libro voglio narrare la storia di Cenni. Cenni, capisci? Chi è Cenni? Sì. È una che mentre balla col suo ragazzo in discoteca perde una scarpa. Capisci, Cenni? Ah, Cenerentola. Bravi, io non la posso chiamare Cenerentola, è troppo vecchia, anziana. Cenni e Cenni. Ho capito. In discoteca perde una scarpa e gli viene una gran vescica sotto l'alluce. Beh, in effetti Cercasi Niki disperatamente, in effetti se vai a vedere bene non ci sta niente. Quale sarebbe, scusa, allora il titolo giusto? Cercasi Nike disperatamente. Ma anche le Adidas possono andare, guarda che sei uguale. Senti, e poi abbiamo letto che stai cercando la prossima protagonista femminile di Scusa ma ti chiamo amore. C'è la virgola? No, scusa ma ti chiamo amore. Ma ti chiama amore? Non c'è qui la virgola, vabbè. Ma chi l'ha fatto questo? Tu l'hai fatto il libro. Ah, l'ho fatto io? Sì, l'hai scritto tu il libro. Scusa ma ti chiamo amore? Sì, fanno il film adesso. Ma non c'è il punto interrogativo davanti? No, scusa ma ti chiamo amore. Scusa, ma ti chiamo amore? Ma com'è? L'hai scritto tu? Io? Sì. Senti, ma che caratteristiche deve avere questa ragazza che state cercando? Beh, deve essere un adolescente come tutte le altre, ribelle, colta e amante della vita, e straripante di quel sentimento brufoloso e smoccolato che è l'amore. Ecco. Perché l'amore Adesso dice voglio. Mira a quello che suona il pianoforte. Stavo dicendo che l'amore è come Marco Baldini nudo, di eccezionale non c'è veramente niente. Grazie. Complimenti. Passerei tutti quanti, ti prenderei una volta. Sono ancora qua in onda? Sì, sei ancora qua. Che sono qua con un ragazzo. Ciao Bozzi. Non è colpa sua però. Devo salutare un mio amico. Ah, prego. Fiorello che si avvicina a un paesano, si baciano. Che hai detto? Hai detto un termine siciliano che non ho capito. Che hai detto ora? Camo? No, niente, perché non ti piace? No, ma c'è un... Non ti piace il siciliano? No, è che non lo capivo. Non lo capivi? No. Cioè, tu stai come... Guarda, ora ti faccio... con te, no? Vuoi un esempio di siciliano vero? Sì. Adesso faccio una cosa che non ho mai fatto in diretta. E cioè? Chiamo mia madre. In diretta. Adesso? Sì. Che non lo sa? Niente, la chiamo. Vai. Perché mia mamma sai dov'è questo vede? No. In Sicilia e sta con due miei cugini, uno si chiama Nina e Peppino. Nina e Peppino sono dell'età di mia mamma, hanno 70 anni l'uno, sono meravigliosi. Sono 1,80 di altezza, tutte e due insieme. Tutte e due insieme. Senta, allora questa cosa mi chiama. Vai. Pronto? Andiamo. Squilla. Mia mamma in diretta. Non rispondono. Come no? Manco il telefono c'hanno però perché? Occupato. Mia mamma con chi parla a quest'ora al telefono? Mamma, con chi parla al telefono a quest'ora? Con Mike Buongiorno, ti immagini? Gli dica di non chiamarmi. No, perché mia mamma molto probabilmente stava ascoltando la radio, capito? Allora ha sentito ha occupato il telefono perché dice no, mi vergogno. Riproviamo, dai, sentiamo se la becchiamo.
Sentiamo. Cioè, mia mamma è peggio di Mike, incredibile, non si fa trovare. Sì, ti immagini? Occupato. Ok, ogni tanto riprovate e quando a sorpresa me lo dite. Allora ci siamo quasi, stanno per arrivare i nostri ospiti, certo. man mano che arriveranno. Allora abbiamo musiche cremonesi, Sì, hai vai. musiche? Abbiamo musica con te, abbiamo No, musiche. io non canto oggi, Come non posso, canti? mi sento male, non posso cantare. Come c'ho ti un senti problema. male? Guarda cosa c'ho. Cosa c'hai? Agenzia Loredana. Ah, l'ho già letta, scusate. Non l'avevo Ogni vista. tanto arrivano, No, perché sai. se uno dice ci sono agenzie nuove? Ah, la sapete sta cosa dei Teletubbies? La televisione polacca vieta i Teletubbies. C'è presente i Teletubbies? Li hanno vietati poiché nel cartoon ci sarebbe propaganda gay. Ah sì? Teletubbies. Sulla questione il governo polacco tace ma delega le spiegazioni al portavoce del governo italiano Sircana. È quello. Allora, niente, no, facciamo una cosa, cremonesi, per così almeno vi guadagnate la pagnotta. Abbiamo trovato oggi, ti dico io cosa abbiamo trovato, ora te lo dirò Tra cosa i abbiamo trovato. 782 e fogli abbiamo che- riperso tra l'altro. Sì, infatti. Prima l'avevamo trovato, poi abbiamo trovato Alice di Francesco De Gregori, che è un gran pezzo, un gran pezzo, però noi cremonesi ne ha arrangiato ha fatto una versione veramente bella, È bella, la facciamo? Sì, falla. Vai. Sì. Acqualete, l'acqua che Era dal vivo. Alice guarda i gatti, e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì tranquilla, che si guarda nello specchio, e accende un'altra sigaretta, non mi guarda mai. E Lili Marlene, bella più che mai, sorride, non ti dice la sua età, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, grido lo sposo e poi tutti pensarono dietro i cappelli. Lo sposo è impazzito, pure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, ma non è così, e se ne andrà. Alice guarda i gatti, e i gatti muoiono nel sole, mentre il sole a poco si avvicina. E Cesare è perduto nella pioggia, sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerina. E rimane lì a bagnarsi ancora un po', e il tram di mezzanotte se ne va, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, i pazzi siete voi, e tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito, pure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così, e se ne andrà. Mancava ancora un pezzo, ma non stiamo certo a farle tutte le canzoni. Salutiamo Francesco De Gregori, che so che ci ascolta sempre. Sì, attenzione, suonata già durante l'ultima sfilata di Dolce Gabbana la nuova canzone della Lecciso, nella particolare versione intitolata Tuca Culattos, che è un'altra versione. è un'altra versione. Abbiamo una radio promozione. Ma io sono preoccupato di mia madre. Dopo la radio promozione ora la chiamo. Proviamo, perché? Con chi sta al telefono a quest'ora? Ma no, a fare i suoi. Quest'ora non può stare al telefono. Deve lavare i piatti, su. Girare il sugo pure. Certo. Dai, radio promozione.
Sei in una selva oscura? Scegli Infostrada per telefonare da casa e navigare con l'ADSL senza canone Telecom. Con Happy Italy, con meno di 10 euro al mese, le telefonate che fai a tutti i fissi d'Italia ti costano solo 12 cents e puoi parlare tutto il tempo che vuoi. E se vuoi anche l'ADSL, fino al 30 giugno c'è una fantastica promozione per te. Con Infostrada navighi gratis fino a fine estate 24 ore su 24. Verifica la copertura e attiva subito questa offerta divina. Happy Italy, chiama Infostrada al 159. Rieccoci live, Viva Radio 2. Sono le 2:15, stanno Quasi. per arrivare i nostri ospiti, Sì. tra un po', tra qualche minuto, alle 2:15 precise arriveranno, ma adesso ci colleghiamo velocemente con Sì. c'è una notizia che sono rimasto sì. veramente In alcune zone di Roma, sì, sai, guarda, gli uccelli sono rivoltati. Diciamo da quale Sì. giornale abbiamo tratto, perché sennò pensano che ce l'inventiamo noi. No, cos'è? Invece è Repubblica? vero, chi lo sa. Da Repubblica, Allora, da ecco, Repubblica. il caso, guardate, faccio vedere pubblico in sala. C'è scritto qui: il caso, l'assedio delle cornacchie a Roma, Sì. attaccano i passanti, le cornacchie. Cioè, le cornacchie attaccano gli esseri umani. Sembra di essere nel film di Hitchcock, veramente. Adesso Allora, dalla Palombelli c'era un esemplare di questa cornacchia e tu vai là, no? A intervistarla. quella... sì. Nel nostro garage, Sì, sì. nel nostro garage. Allora hanno preso una cornacchia e ce l'abbiamo noi qua. Sì. Io adesso, guarda, è giusto il tempo, mettiamo il Tucaculos. C'è un attimo. E io nel frattempo Vai vado nel garage e vado a parlare con questa cornacchia. Gli chiedi un po' come e gli mai, chiedo un po' sta sì. situazione, perché? Sì, Sono dai, allora, così, mettiamo un po' di toccaculo, sai, vabbè. Tucaculos! Tutta cultura, tanto. Tucaculos! Tucaculos! Ecco. Ci siamo? Sento già Marco, dei ci rumori. sei? Sono Eccolo. Mario, sono arrivato. Sei con la cornacchia? Sì, sono qua, è una cornacchia grigia. Ah, è vero, dobbiamo dirlo perché a Roma ci sono le cornacchie grigie. mentre Esatto. Al nord quelle scure. No, questa è grigia perché ha la forfora. Ah, ho capito. Ah. È una cornacchia del nord, lei, questa Ah, ho qua, capito. no? È immigrata esattamente, è una... sì, è del Giambellino. Ah, del Giambellino, Di Milano. sì. Scusa, Cos'è? cosa ha detto? Aspetta, non è facile capirle, eh. Che ha detto? Non è facile, non ho capito. Allora, sì, e poi... sono le ali! Ah, Erano le le ali. ali! Quel fu che sentite sono le è lo ali. sbattito delle ali. Che dice la Dice cornacchia? che è venuta a Roma per suonare. Lei anni fa si esibiva qui con un gruppo musicale, Quale? i Corvi. Ah, i ho Corvi, capito, sì. Ho capito. Vedo che... Sì, vabbè, non mi alitare in faccia. Allora, dice che in famiglia sono tutti un po' artisti. Ah, Dice, ha ecco. un cugino che è un comico famoso qua. E chi è? Come si chiama? Cornacchione. Ah, dice ecco, ho capito. Sì. Senti, ma chiedigli un po' perché sono arrabbiate, perché... Perché siete arrabbiati? Ah. Svolazza ogni tanto. Ogni tanto fa le ali. Ho capito. Becca. Sta beccando. Becca la cornetta. Ogni tanto becca. Sì. Becca la cornetta, si sente. Sì, becca. Guarda. Perché sono arrabbiate? Allora, mi ha detto, da quello che ho potuto capire, perché non è facile. No, il cornacchiesco non è facile. non è facile. Dice che noi umani le chiamiamo cornacchie. Ah. E dice, per questo sono arrabbiati. In realtà loro appartengono alla famiglia dei corvi, solo che una volta uno di loro Sì. fu tradito da sua moglie corva Sì. e andò con un uccello. Con l'uccello? Scusa, ma la cornacchia comincia a ridere da umano. Con un uccello molto grande, grosso, questo uccellone. Ho capito. E tutti cominciarono a chiamarlo cornacchio, capito, per via delle corna. Ho capito, E ho capito. così fu per tutti i discendenti, quindi questi si... Cornacchie siete, Esattamente. Ok, basta, dimmi. Che ha detto adesso? Niente, non sono riuscito a capire, parlate in dialetto. Ah, dialetto del sud. Non dunque riuscivo non a si capire il dice, dialetto delle cornacchie. Bene. Ha un nome? Come ti chiami?
Allora dice che si chiama Gillo. Ah, Gillo. Sì. E di cognome? Dice che ha un doppio cognome, si chiama Ponte da parte di mamma e Corvo da parte di ho papà. capito, Gillo no. Ponte Corvo. Ah, come il famoso regista. È omonimo, sì, grandissimo, purtroppo regista scomparso. vabbè. Si chiama proprio Gillo Ponte Corvo. Senti, già che ci sei, gli puoi chiedere perché ci bombardano le macchine con gli escrementi? Perché è una cosa che secca. Sempre le macchine. Questa ci ho capito. Dice, ma ha detto una cosa tra l'altro sensata, perché non hanno mai costruito i cessi sugli alberi. Giustamente. Senti, ultima domanda perché. Sì, presto che devo... Sì, ma perché ci beccano sulla testa? Ecco. Dice perché non hanno le gambe. Sì. Se no ci prenderebbero a calci nelle palle. Grazie alla cornacchia. Ciao, aspetta che la ingabbio. Basta! Eccoci. Ah, stanno arrivando notizie fresche. È arrivato, c'è forse mia mamma. Sì? Forse. Sentiamo. Sentiamo. Mamma? Pronto? Ah, eccomi, mamma di questo. Sentite lo squillo della Sicilia più lungo. Pronto? Chi è? Qui è? Io, lo sai chi? Ma non sei mia mamma? Oh mamma, chi vuole? Qui! Oh, Nina! Oh, Qui! tu ti rispondi Nina e mi dici che vuoi a mia. Ecco, mamma, sei in diretta, mamma? No, perché volevo fare una dimostrazione di siciliano vero. Ah, sì, va bene. Passami un attimo a Nina, mamma, Nina. Aspetta che te la faccio. In siciliano, chiamala, Nina! Nina, lo sai? Oh, Nina! Chi è? Come si? Buona. Chi mi dice? Senti, chi mangiaste oggi? Pasta capasola. Pasta capasola. E poi? Niente. Un caffè. Ah, siete a dieta? In dieta. Ah sì, se direttamente pasta che fa solo passa sto caffè. Ah, basta che fa solo. E Peppino, c'è Peppino? Sì, c'è. Passami a Peppino. A te vuole. Rosario! Oh Peppino! Come andiamo? Che ci sono? Minchia Peppino! Tutto a posto! Bravo! Senti! Che tempo fa dopo? Ma troppo tempo è turbato, però... Com'è un tempo? Turbato. Troppo è turbato tempo. Ma non giove, no? Ah no, però è perturbato, va! È turbato. Mi fai morire Peppino, tu mi fai morire! Senti, ma... Chi vuoi? Che vuoi? Cosa c'è? Oh Peppino! Oh. Minchia t'annacano proprio! No, no, ti volevo dire una cosa. Mi dissero una cosa. Cosa? Che ti pigliarono per fare un film. Un film? Sì. Mario. Ma tu non facesti un film no Caletoianni, sì? Sì, c'era la scena con Antonio. Ah, hai visto? c'era una Con scena. Antonio. E che facevi in questa scena? Che facevi? Io Faceva. che imbastavo Peppe con l'amico da un attore che parlavano, no? E allora Antonio mi ha detto a me, dice, ma che cosa parlano quelle là? Ci ho detto io, di quella che è scappato di casa. Quella, cioè la sorella di Peppe. Ah sì, ma che è lunga. scappato di casa. E finiva la scena così? No! Troppo facile se no, Il Capodaro, Antonio con Giuseppe. no? Che fecero? Ma ti dico una cosa bellissima. Se Cafudaro? Dice se Cafudaro, si sono Insomma, pare che erano tutti sebbiati, incazzati, Sebbiati. Ah, ho capito. Ah, hanno fatto la scena. Vabbè. Mi piace una bella scena è stata. Non so, usacci. Mi piace bellissimo veramente, che la regista dice bellissimo veramente. Vabbè, senti, Peppino. Oh. E ora sei in diretta, lo sai, sì? Diretta una volta, Sì. bravo.
Bravo, devi nascosto tempo. Ti stanno sentendo tutti, Peppino. Tu pensa, Mike, buongiorno, saluta Mike, buongiorno. Saluta a Mike, buongiorno, lascia un bacio per me. Va bene, va bene. Dici che la voglio bene. Va bene, va bene. Senti, passiamo a mia mamma un attimo. Fantastico. Avanti, ciao. Ciao. Avanti. Ciao. Peppino, ciao. A te. Mamma. Mamma, ti saluto. No, noi parliamo in italiano, ok, mamma? Ciao. Ok. Mamma, ci sentiamo dopo in privato. Va bene, ciao. Un bacio, mamma. Ciao. Ti saluta pure Baldini. Sì, signora. Sì, Salve. Buongiorno. Ciao. Vi abbiamo trasmesso il siciliano per tutti. Prima lezione. Ciao mamma, grazie. Ciao Nina, ciao tutta le Toianni. Ciao. Ma Peppino è meraviglioso. Che vuoi? Signori, e sta per entrare, vedo che la porta si apre, è arrivato Gianni Minà. Caro Gianni, buongiorno, non so se sei arrivato nel momento del siciliano per tutti. Col cielo perturbato. Perturbato. Senti, che rapporto hai con la Sicilia, così? Mio nonno veniva da Castelbuono Cefalù, il cognome Minà è siciliano. Siamo nati a Torino io e mio fratello, ma l'origine è quella. Io menai, tu menasti, egli menà. Io Minni. Minni significa me ne sono andato. Minni. Dopo tanti anni ricordo ancora il nonno che parlava in dialetto. Se lo ricordo ancora. Caro Minà, che bello averti qua. Vedi, fa pure molto bello averti qua. Tra l'altro abbiamo parlato già del tuo libro che c'è molto Baldini bello. ha fra le mani. Politicamente scorretto. Poi perché è scorretto secondo te? Tu sei scorretto? Perché io non sopporto più questa ipocrisia in cui tutti vogliono apparire corretti per celare, eludere, nascondere, non pubblicare, censurare. Io sono politicamente scorretto. Quindi nel senso che nella tua essere corretto invece. Beh, sai, 10 anni di esclusione dalla possibilità di fare la televisione hanno cambiato la mia vita, mi hanno dato delle soddisfazioni più grandi, perché ti giuro che quando a febbraio al Festival di Berlino ho preso prima la carriera, che è il più importante premio sui documentari al mondo, io dico però com'è strana la vita nel mio paese. E allora ho deciso di raccogliere questi articoli di 10 anni, che sono gli articoli degli anni della Resistenza, nel senso che io non volevo fare la vittima, e scrivevo, era l'unica libertà. Lì e scrivevi. E scrivevo, qualche volta giornali. le pubblicava la Repubblica, l'Unità, il Manifesto, qualche volta non le pubblicava nessuno. Però sono tutte là. Sono in quel libro. Ci sono nomi e cognomi, poi. Ma dai, perché mi hanno chiesto anche di fare la storia della mia esclusione. Allora ho detto, a questa età, come dice Giorgio Bocca, al massimo ti danno i domiciliari. Quindi ci sono nomi e cognomi lì, che bello. Dimmi qualche nome. Uno solo, dico così, giusto per. Apriamo e vediamo. Sì, ma dai, fai finta, fammelo capire. Sì. La del bufalo. Ecco. Del bufalo. Vabbè, fammelo capire. Che lavora qua, fra l'altro. Sì, salve signora, come va? Poi si parla. Il bufalo telefonava ai direttori per dire che non ero gradito, non so a chi non ero gradito, però non ero gradito. Poi anche la sinistra ha fatto lo stesso. Un tale Velardi. Ma che bello. Finalmente qualcuno che fa i nomi. Scusate, anche Di Pietro ha raccolto in un libro tutti i suoi discorsi e lo ha intitolato Grammaticalmente scorretto. Va bene, chi ne vuole sapere di più prenda questo libro che c'è veramente da. Guarda, vedo facce del pubblico che dicono, però, come dire, gliele ha cantate qua. La prefazione di Luis Sepulveda. Ma che Sepulveda, che l'hai chiamato, gli hai detto, scusa Luis. Luis, eravamo io, te, Paco Taibo, Paco Pegna. E lui mi ha detto, ti scrivo il prologo del libro. Cosa ha scritto? Ha scritto anche con grande cuore, fin troppo, però sicuramente mi ha gratificato molto, perché uno dei più grandi scrittori viventi. Sono convinto di una cosa, che Gianni Minà in Italia sia la persona che conosce più persone
al mondo. Sai cosa mi ha raccontato prima? Che era nella 600 a Roma con i Beatles dentro. Sì, ma dai, no, raccontaci. Tu eri nella 600 con i Beatles. Li avevo, li avevo conosciuti a Twickenham Studios, giravano Help, una cantante di jazz italiana mi aveva presentato all'assistente di Brian Epstein, che era il loro manager. Senti i nomi che dici poi, segnate. E all'arrivo a Milano li aspettavo alla stazione, venivano da Parigi. Col treno? Sì, col treno arrivarono a Milano per il concerto. Oggi non esiste una cosa così, come minimo hanno aerei privati. E la prima cosa che mi hanno chiesto è: le hai trovate le ragazze? Ci sono delle ragazze? Che loro ormai ero amico conosciuto là a Twickenham Studios, mi avevano detto: veniamo in Italia, trovate le ragazze. Ah, ti avevano preso per un pappone. Scusa, no, per fare la battuta, ma no, voglio dirti che a quell'età quella era una banda di rock, io ero un giovane giornalista. Quanti anni avevi lì all'epoca? 25. E loro ancora più giovani? Loro erano circa della mia età, qualcosina meno. Dei quattro chi è che ti ha colpito di più? Ma il più estroverso era Paul McCartney, sicuramente. E quello invece che era un po' avulso da noi, a Roma con delle ragazze, facemmo colazione la mattina che loro ripartivano per Londra all'hotel Parco dei Principi e tutti insomma eravamo lì lieto conversare con le ragazze. E da una parte con le gambe in aria John Lennon già si drogava, già lui era con le gambe in aria, vedi, già stava faceva un po' di yoga, un po' di yoga. Gli dava di canna, gli dava di cannone quello subito. E mi facesti salire in giro in 600 per Roma, perché avevo la 600 allora più una curiosità, ma a quell'epoca l'erba si trovava? Noi non eravamo ancora, sarebbe arrivata poco dopo eravamo ancora nel... Le felci vi fumavate allora, non eravamo ancora. È arrivata una notizia? Si deve riprendere un attimo. Ecco. Anche le consonanti su. Allora, ne compro una. Rita Levi Montalcini dichiara: le ragazze con i Beatles e Minà eravamo io e la del bufalo. Che ridere. Devo dire che erano carine però le ragazze. Ma amiche tue di Roma? Alcune sì. Vivono oggi, ci sono, pensa queste diranno con i Beatles due erano fidanzate con i Beatles. Ma tu ancora oggi le conosci? Vabbè, oggi sono mamme di famiglia. Una la chiamavano una cinesina, si chiamava Yoko di nome. Sì. Veniva da Paolo Sarti a Milano, aveva aperto il primo negozio di pelletteria, l'aveva aperta lei, Yoko. Allora, vedi con quante cose, ad esempio l'altra volta, domenica, a Quelli che il calcio, Simona ha fatto un po' la storia della televisione e hanno fatto vedere un pezzo tuo, devo dire, a parte quello con Troisi e Benigni dove tu e Lello Arena dove tu ridevo solo. Lui non parla, rideva e basta, ma quello che mi ha colpito di più è stato una scena di Sergio Leone, c'è una volta in America, si vede proprio la scena di Sergio Leone che dirige Robert De Niro, a un certo punto dà lo stop e sul set compare Gianni Minà, buonasera, eccomi qua. Compare lui, cioè entrare in un set di quel tipo di set, c'era una volta in America, è praticamente impossibile. Tu invece entrasti e intervistasti Sergio Leone e Bob, come lo chiamavi tu, lo chiamavi Bob. Lui è stato anche qualche volta dormito a casa mia a Roma, eravamo amici, insomma, cioè al bagno bussavi, come scusa, c'era De Niro dentro. Cioè Bob veniva a casa tua? Sì. A casa tua proprio? Sì, e dove dormiva? Dormiva nel salotto. Nel salotto? Sì. Sul divano del salotto col televisore davanti, sai che dormi col salotto? Io ero allora separato dalla prima moglie, quindi c'era. Quante mogli hai avuto? Due. La seconda meravigliosa Loredana è ancora. Che salutiamo. Ciao Lori. Salutiamo pure la prima, dai. Beh, arriva proprio fra domani o dopodomani. Da dove? Dal Messico, dove. È messicana?
cubana messicana. Ma dai, come si chiama di nome? Georgina Georgina. Ha avuto figli con lei? Io c'ho la mia prima Marianne, che mi dà un sacco di soddisfazioni, laureata con lode, scrive su Rolling Stone, il giornale musicale quello proprio americano, tutto da sola ha fatto. Dicevi eri separato? Separato, dicevi allora la mia casa è un porto di mare, quindi vivevo solo. Dimmi chi è venuto a casa tua. Così facciamo la lista, dai. John Baez, per esempio. C'è lei proprio, madonna, quello si è fumato il tappeto. John Baez ha cantato a casa tua? Sì, per una festa di compleanno. Io faccio il compleanno a maggio, anch'io come Mike Buongiorno. Che giorno? 17. io 16. Baglioni il giorno prima. 16, sì, come me. Pausini 16. Anche Papa Giovanni Paolo II. Il 16 di maggio. 15 forse era. 15. 18. Dice il segno zodiacale che quest'anno avremo un anno meraviglioso. Sono contento, bene. Finalmente. No, continua in genere perché è meraviglioso sapere che a casa tua John Betz, poi John De Niro. Ma di tutto, Nastase e Tiriac, per esempio. Chi era Tiriac? Era il compagno di Nastase, giocavano, erano in compagno nel senso, perché oggi dici il compagno di Nastase, oggi era il compagno nella squadra rumena di Coppa Davis. Ed è tutto Maradona, ovviamente, è passato. Mohamed Ali, ci sono le. Tu e Maradona ci avete proprio. Ha raccontato più cose a te che veramente. Sì, abbiamo venduto 1.400.000 copie del DVD con la Gazzetta dello Sport. Altro che smentendo gli uffici marketing che dicevano che quella storia fatta dove io ho ricostruito un'epoca, il calcio di quella epoca. Dice no, quello è un po' troppo alta come scelta, bisogna mettere solo i gol invece. Invece ha funzionato. Come sta Diego? Come sta Diego? Sempre molto. Diego come sta? Oggi un po' meglio, d'altro canto la vita che lui ha fatto non può non ripercuotersi nella sua salute, nell'età di mezzo, diciamo, è inevitabile. Ma sta meglio. Vituccia mica. Dipende poi dal senso come ha. Io a confronto sono un boy scout di quelli proprio l'ultimo boy squadriglia scout. Dei castori, proprio, sai. Ma nessuno ti ha vomitato nel tappeto, ti ha fatto qualcosa? Qualcuno ha rotto bicchieri, qualcuno era un po' brillo e ha versato qualcosa. Senti, invece com'era? Ho visto nascere amori, morire amori. Dimmi una nascita di uno lo posso dire perché è bello, gli altri ovviamente sarebbe indiscreto e non è giusto. No, quello bello. È il segreto, credo, di un giornalista che ha fatto una carriera importante e sapere essere rigoroso, discreto. Infatti quello che ci puoi dire ci dici, quello che si può. Marco Tardelli Stella Pende e Stella, l'amore è nato a casa mia la sera tornarono dal mondiale. Ma io la chiamo sul divano di De Niro. Io la chiamo subito Stella Pende, sai che c'ha la broncopolmonite. Hanno un meraviglioso figlio, Nicola, sì. Sai che c'ha la broncopolmonite Stella Pende, è a casa. Non era lei l'ultima volta l'ho sentita partiva per lei il posto Mosca più vicino sì, ma lei parte anche con la broncopolmonite. Stella, se sei a casa batti un colpo, mandami un SMS così sappiamo. Quella sera che tornarono campioni del mondo, che succede? Io riuscii a convincere Rossi e Tardelli a fermarsi a Roma e a fare il programma. Doveva venire anche Bearzot che invece si era accasciato sul letto dell'albergo. Era troppo stanco dopo 2 giorni di emozioni profonde. Ho fumato tante canelle sulla pipa. Saluto Enzo perché è una delle persone che più stimo e che più sia degno di rispetto. Avevo tutto lo spettacolo italiano in studio insieme a Rossi e Tardelli, tutti li volevano toccare. In quei momenti Paolo Rossi era come una divinità. Dopo di lì siamo andati a casa. Io avevo una tata meravigliosa che si chiamava Maria, che si occupava di mia figlia, perché essendo separato quando stava con me. Mia figlia aveva 8-10 anni e li hanno seguiti Renzo Arbore, Mariangela Melato, tutti a casa sua. Antonello Venditti, Paco Pegna, metticelo. Paco Pegna c'era e cenammo sul terrazzo di casa mia e c'era sull'albero che sta a fianco di casa mia. C'erano i paparazzi sui rami per fare le fotografie a Rossi e a Tardelli. E lì venne pure Stella Pende e nacque questo Stella amore. Pende, ricordiamo, tra l'altro, giusto grande giornalista, è stata una delle prime epurate dalla televisione.
perché lei fu testimone, lei conduceva Viareggio quando il povero Mastelloni bestemmiò in diretta, fu la prima bestemmia un intercalare. Infatti poi fu assolto di Ceccherini, fu assolto poi in tribunale, però diversi anni fu escluso dalla televisione. Non so, 20 però di conseguenza anche Stella Penda non si è mai poi più vista in televisione. Stellina è una persona con un grande cuore, poi me la ricordo quella notte anche perché il capostruttura della nostra trasmissione era Giovanni Minoli e nacque sua figlia. Quella notte lasciò lo studio perché nacque sua cose figlia. Successero. C'è una notizia. Allora, la notizia Stella Penda, eccola qua, la prima dichiarazione: ho preso la broncopolmonite a casa di Minà perché De Niro in salotto dormiva con la finestra aperta. Incredibile. Allora, noi ti fermiamo un attimo, Gianni, abbiamo delle cose da mandare, da inviare, lo supponevo. Abbiamo la pubblicità e dopo arriva Daniele Groff. Starei ore a sentire. Attenzione, i passeggeri in partenza per i posti più belli del mondo sono attesi al gate RV Roncato. Ti piacerebbe vincere un viaggio? Acquista un trolley o un prodotto RV Roncato e parteciperai al grande concorso Roncato Regala Franco Rosso. In palio viaggi per 2 persone nei posti più belli del mondo. Mi raccomando, spedisci la cartolina. Concorso RV Roncato Regala Franco Rosso. Insieme, in giro per il mondo. Promozione valida dal 28 maggio al 28 luglio. Regolamento su roncato.com. Non c'è latte senza biscotto, non c'è sopra senza sotto, non c'è 12 senza 88. Se cerchi un numero in 448, chiama il 1288. Tutte le informazioni su privati e aziende con una sola chiamata all'operatore. Costo da rete fissa 2,4 centesimi al secondo e 36 centesimi alla risposta IVA inclusa. I costi da rete mobile variano. Per info www.1288.it. Non c'è 12 senza 88. Quando te l'hanno dato a scuola da bambino, hai pianto. A 18 anni è diventato il tuo taglio di capelli. Avanti! Spesso ti sei sentito così. Mi spiace, è finita. Ma ora uno 0 ti renderà felice. Saab offre un esclusivo finanziamento a tasso zero sulla gamma 9.3 fino a 36 mesi. Vieni a scoprire tutti i vantaggi negli showroom Saab. Valido fino al 31 maggio. TAN 0%, TAG massimo 0,86%. Sotto costo. Sotto prezzo. Prezzo a fare. Ma dov'è che risparmio? Da Euronics fino al 10 giugno trovi i prezzi di fabbrica. Notebook HP con webcam integrata e masterizzatore DVD a soli 888 euro. Scegli il meglio della tecnologia a prezzi di fabbrica. Corri da Euronics. Rieccoci. Un saluto a Marco Manfredi che si ascolta alla macchina in questo momento. Un saluto a Gianni Lanni che oggi compie gli anni. Auguri Gianni. Come un mio amico, uno dei più grandi driver di trotto, Giampaolo Minnucci, che oggi fa gli anni. Lui conosce i driver di trotto. Attenzione, Marco Tardelli, ascoltami la radio di Chiara, è tutto vero. Inoltre, quando segnai nella finale di Coppa del Mondo non urlai gol, ma urlai Gianni prepara le ragazze. Io mi immagino lui che torna a casa. Al Pacino, alza l'asse del cesso, per favore. Adesso. Allora sta per arrivare, anzi è già arrivato, con immenso piacere lo accogliamo. Gianni Minà, ti presento Daniele Groff. Ciao, buongiorno. Ciao Daniele, benvenuto. Grazie. Noi abbiamo messo la tua canzone quando ancora non dicevamo di chi fosse. L'avete rubata? Sì, io. Di come è andata, dai, di la verità. No, la verità è che tu stavi in studio assieme a Giorgia a registrare una canzone. E anche insieme alla Cornacchia. Insieme alla Cornacchia col becco lungo. No, in realtà io ne ho approfittato per farti sentire la canzone, no? E tu con lo spirito, secondo me, proprio da siciliano verace, con l'entusiasmo che ti contraddistingue, mi hai chiesto se si poteva fare questo giochino, che poi ha avuto per me un bellissimo sviluppo. Dai, dammi il disco, lo metto domani, non dico manco che sei tu, dammelo. Ma poi giocavi su sto fatto della voce, no? Dicevi che in qualche maniera non mi si riconosceva come... No, non come, cioè, avevo notato che cantavi in un modo diverso da prima. Ma guarda che il colmo è che parlavo recentemente con una radio locale di Trento, però grossa, che mi conosce dagli inizi. Come si chiama, radio? Dolomiti. La conosco. Ti faccio sentire il dolomitese di Mike Buongiorno.
Per favore, non comprate questo CD. No, quella no. No, quello è riferito al nostro CD di Viva Radio 2 primo di giugno. Che esce il 1 giugno. Noi facciamo ogni tanto un po' di promozione. Il 1 giugno esce il CD. Per favore, non comprate questo CD. Mai che le ho bloccato. E allora così è nata la cosa. Noi addirittura con Baldini abbiamo interpretato la tua canzone. La tua canzone l'abbiamo interpretata. Mi si dice. E abbiamo fatto un video. Sì. Adesso non lo faremo mentre tu tipo l'Eciso style. Cosa hai detto, scusa? What? Cosa ho detto? Tuca culo! Tuca culo! Il video di questo. Grazie. Il video di questo non lo faccio, te lo dico subito. Allora, anche lì il culo c'entrava in qualche maniera, o sbaglio? Dove? E nel video di Prendimi. Sì, un minimo di contatto. Sì, chi ha visto Raisat quella puntata. È il ballo del koala. Perché allora facciamo una cosa, sali in posizione cantante. Però prima di cantarci Prendimi, tu hai fatto una canzone secondo me bellissima, molto carina. Vediamo se vi ricordate Daisy. Daisy, l'avete preparata Daisy? Sì. Allora, Daniele Groff, Daisy dal vivo. Dove la guardia non guarda neanche, ognuno è appeso a un filo di libertà, essere grandi non serve a niente. Da bambino io giocavo nel finto campo di grano. Daisy, mille persone, pochi secondi per fare l'amore. Oh Daisy, che confusione, sembra che il mondo sia solo un pallone. Vedi gelati, che gusto c'è per l'uomo che vede in bianco e nero, e un operaio che chiede al sole, sai se il tempo perso si conta o non vale. Da bambino io cercavo un posto nel piano infinito. Daisy, mille persone, pochi secondi per fare l'amore. Oh Daisy, che confusione, sembra che il mondo sia solo un pallone. Confusione, sì. Radio 2! Per favore, non comprate questo. Da bambino io giocavo nel finto campo di grano. Eccolo! Dal vivo! Daniele Groff, anche Gianni Minà ha apprezzato moltissimo e ti invita a casa sua stasera. Sì, sul divano a dormire. Perché... Allora, l'altra la facciamo dopo così non le attacchiamo. Anche quella sera che di Tardelli e Rossi nella trasmissione
ci collegammo con Torino, dove mandammo Claudio Gentile a fare il presentatore, che presentò i Rolling Stone in diretta nel programma. Cioè, pensate chi avevano, cioè noi per avere, non so, i Rolling Stone, conto? Gentile. Il Rolling Stone collegato aveva ancora la maglia di Maradona tra i denti. Sì, esatto. Che aveva l'unico, quando tu parli a Maradona gli dici ma chi è quello che ti ha marcato? Lui si dice Gentile, tanto Gentile, lui e su Gentile proprio è vero. E i Rolling Stone erano lì che volevano attraverso da Torino a Roma, attraverso lettere, parlare con Tardelli e Rossi. Sì, perché loro sono appassionati di calcio. Senti, hai mai incontrato nella tua vita, la tua carriera di giornalista Franco Battiato? Come no? Ah sì? Ci ho fatto una puntata di storie bellissime, con lui, un'ora e mezza. Allora tu non ci crederai, ma noi possiamo chiamarlo. Lo chiamiamo adesso. Chiamalo, dai. Sì, dai. Lo chiamiamo ogni giorno. Maestro Battiato, gli diciamo anche che ci sei tu, Gianni, sarà contento. Pronto? C'è nessuno in linea? Cantami, o diva, l'era funesta del pelì di Achille, che infiniti addusse lutti ai miei coglioni, te lo devo dire. Eccola, Ale. Buongiorno. Consentitemi, io ammiro la vostra costanza, la vostra perseveranza nell'arrecare disturbo al vostro prossimo, e guarda caso il vostro prossimo sono sempre io, come voi siete come una spada di Damocle puntata sul mio apparato testicolare. Tu sai qui era Damocle? No. E per te sicuro era un cavallo, invece no. Senti, scusa un attimo, c'è Gianni dopo? Sì, è qua Gianni. Ciao Gianni. Ciao. Ti saluto. Ti saluta pure Scalambro che è qua con me. Scalambro, ti stavo per chiedere di Scalambro. Sta qua, è vicino a me, ora te lo chiamo. Scalambro! Scalambro! Osso menenta cateude. E chi non parla greco, che poi che te posso dire? Purtroppo. Lo so, solo greco. Un attimo, scusate se vedete. Scalambro! Ma che stai facendo? Non ti puoi mangiare i surgelati, li devi prima scongelare, lo capisci? Maestro, scusi, Sgalambro mangia i surgelati? E purtroppo la parola Findus gli ricorda il latino e non fa altro che mangiarsi i surgelati. Ecco, una cosa, una curiosità, ma cosa si mangia a casa Battiato? Le lenticchie berbere. Ma cos'è, un piatto vegetariano? No, non precisamente, è un piatto fatto con lo zenzero, lo zafferano, il cumino, e al posto delle lenticchie si mettono le zecche dei cammelli. Che schifo! Dell'oasi di Cufra, però. Ma che schifo! Ma le zecche del cammello, dai, ma come fa? Lei assaggi prima di criticare. Il cammello si sa, no? È detto il maiale del deserto. Perché? Nel cammello non si butta via nulla. Senti, ne avete ancora per molto? Posso dirvi una cosa? Certo, ci dica pure, maestro. Compreso fra le coste dell'Europa meridionale, dell'Asia occidentale e dell'Africa settentrionale, il Mar Mediterraneo si sviluppa per una lunghezza di 3.680 km tra lo stretto di Gibilterra e la costa orientale, e con una larghezza media di 700 km, la cui massima estensione è di 1.665 km, e compresa tra il Golfo della Sirte e quello di Trieste. Geograficamente si estende in longitudine dai 5 gradi ovest ai 38 gradi est e in latitudine dai 30 gradi ai 45 nord, maestro. con una superficie di 2.560.000 km quadrati. E allora? Ecco, non basta tutto il Mar Mediterraneo per contenere i miei coglioni. Benissimo, grazie. Fa sempre il giro largo. S'arrabbia, è diretto, un uomo diretto. È diretto. Allora la Lecisa dichiara: il Tuca culo se è nata a casa di Milano nel salotto con De Niro. Vedi. Allora c'è una cosa sulla nazionale. Sapete che adesso c'è la nazionale di calcio che ha due impegni. Donadoni annuncia il nuovo corso per la partita di qualificazione contro le isole Far OR. Convocati Inzaghi e Del Piero. L'allenatore si giustifica: sono gli unici due che hanno alzato la mano alla mia domanda.
chissà dove minchia sono le isole Faroe. Ma che è sta squadra? Conosci le isole Faroe? Attenzione, minaccia tu. Lo sa. L'Islanda. Ah sì? La domanda che noi ti facciamo è: dov'è l'Islanda? No, scherziamo. A nord dell'Inghilterra. No, ma sei mai stato alle isole Faroe? No, alle isole Faroe no. Non ci posso credere che se tu fossi stato pure nella là. Kamchatka mai, che mi viene in mente da risico. La Kamchatka, sì. No, Kamchatka no. E la Kamcamicia? Nel frattempo ricordiamo ancora una volta il libro. Sì, il libro. Perché sto libro va tenuto a casa. Pensa che avete già fatto la ristampa, vero? Già in 3 giorni. Sì. In 3 giorni? Sì. Ho visto che sul Corriere della Sera c'era la pubblicità, 2 ristampe in una settimana. Pensa che a Bologna, Biografi Festival, questo è un anno buono. Mi dedicano 3 giorni ora a giugno, presento 3 documentari della serie di storie, quello col giudice Caponnetto, il padre spirituale di Falcone e Borsellino, quello con i coniugi Alpi sulla sorte della loro figlia uccisa in Somalia, e quello proprio con Luis Sepulveda che racconta la sua cattura, la cattura della moglie durante la dittatura, le sevizie che ha subito la moglie, che poi è andata a curarsi a Stoccolma, e come tante donne seviziate da quelle dittature militari in America Latina negli anni 70 e inizio anni 80. È il recupero di tanto lavoro fatto per questa azienda che è rimasto lì nei sotterranei. Biografi Festival di Bologna è una manifestazione molto Ma interessante. Si può vedere da qualche parte? A Bologna, ora dirti dove si svolge, ma anche qualche televisione, qualche satellite tante volte. Quindi darei un programma dove lui racconta. Mamma mia, mi piacerebbe fare la radio, che l'ho fatto da ragazzo e poi non l'ho più fatto. Aspetta, direttore Valsania, qui c'è una proposta. Voi fate sempre quei programmi belli, no? Un Gianni Minà che racconta cose, io me lo sentirei tutti i giorni. Anch'io tutte le sere. Tutti i giorni, tutte le sere, la sera. Mi piacerebbe la sera a te, la sera. Io vivevo di notte come tutti tu capisci. Per forza. Adesso vado a dormire molto presto, si cambia anche la noi. vita. Anche noi. No, ho le figlie piccole del secondo matrimonio, hanno 9-10 anni. C'è le figlie piccole adesso, vedi, la vita ricomincia sempre. Viva Gianni Minà! Chicca e Paola si chiama. Ciao Chicca e ciao Paola! Come direbbe Chicco Paolo alla fine dell'intervista fa viva Gianni Minà! Gianni politicamente scorretto. Politicamente scorretto. Allora, adesso a parte che Daniele Groff deve ricantare ancora, poi c'è una notizia, lo sai. Quale notizia? Hanno liberato. Bisogna fare un applauso. Hanno liberato come Giovanni si chiama? Pinna. Giovanni Pinna dopo 8 mesi di rapimento. E lui la prima cosa che ha detto cos'è? Perdono i miei rapitori. Esatto. Mamma, io non sarei così. Però lo sai che addirittura 2 sono stati arrestati. 8 mesi lo so. chiuso lì. Cioè io vorrei proprio sapere chi. Allora, 2 l'hanno arrestati. Uno, il chi latitante, siamo riusciti a beccarlo. Ce l'abbiamo noi. Al telefono. Pensate. È il capo della banda. Sentiamo chi è. Sono Gianni Morandi. Eccola, lo sapevo io. Pareva io. Gliel'avete fatta la barba al pastorello? Ma sì, ma finalmente l'ho liberato dopo 8 mesi, insomma. Poi canta così. C'era una puzza di pecorino di fosse e non ne potevo più. Ma Gianni, ma tu sei rapitore? Scusa, ma perché lo hai fatto? Beh, ero a Monghidoro, mi stavo annoiando, non riuscivo ad addormentarmi, allora mi sono messo a contare le pecore, ma quando sono finite le pecore mi sono detto adesso serve il pastore. Allora me la sono andato a prendere, sono andato in Sardegna, sono passato per il Billionaire solo per cagare dentro lo yacht di Briatore e poi sono andato in Barbagia vestito da pecora. Vabbè, e poi? Quando Pinna mi si è avvicinato per tosarmi, l'ho preso, l'ho incaprettato, l'ho messo dentro la bocca. C'è un grande prato verde dove chiedere riscatti. Bene Gianni, senti, non è chiara una cosa. Hai chiesto anche il riscatto però, Ma certo. Beh, comunque il rapimento era per beneficenza. Vai. Basta con queste menate, la partita del cuore, con la nazionale cantanti, l'8 per 1000, con i rapimenti, sudi di meno e raccogli più soldi. Certo. Dovresti farlo anche tu, mi manca solo questo, poi sono poi. Senti, a chi li hai devoluti i soldi? Beh, a Lucio Dalla. Basta guardarlo in faccia per capire che ha bisogno.
Ha bisogno di un sacco di beneficenza. Ecco, bravo. Ho i nonni della casa di riposo di Monghidoro che mi aspettano come ogni martedì pomeriggio per la passeggiata settimanale. Ah, bravo, vai a fare volontariato. Allora. Sì, li accompagno tutti in un putantone. Ma no, dai! Parlami di te, bella signora, dimmi quanto vuoi per aver paura. Bene, grazie. Gianni Morandi. Morandi è tremendo, Sì. Pure il capo dei rapitori. Sì. Vabbè, Senti, facciamo i complimenti a Paola Cortellesi per la interpretazione di ieri sera. Va qua il pubblico. Io posso dire che non so neanche com'è andata io, non sappiamo gli ascolti, sai? È la riprova che quando uno è un grande attore comico è ancora più bravo a fare attore drammatico. Sì, brava. Lei ieri sera è stata bravissima. Senti, Paola Cortellesi, complimenti. Gianni Milani, non solo, è del pubblico che devo dire che ha. Ma senti che roba! Purtroppo era su Canale 5, cioè nel senso, lo so, non si può dire che era su Canale 5. Certo. E anche stasera c'è di nuovo. Adesso mi guardano gli ascolti, che sai, tante volte, vedi, noi abbiamo fatto i complimenti senza sapere l'ascolto. Qui però, chi è che l'ha visto di voi? Vediamo, facciamo. Allora, se tanto mi dà tanto, la metà delle persone. La metà delle persone in studio, quindi è il 50%. Calcola la televisione, ieri sera c'era la partita del cuore su Rai 1, avrà fatto un 28, 29, vediamo un po', adesso stiamo aspettando quei potenti mezzi. Su cosa metti il grano? Dai, 28, 29. Io penso un 6 milioni ha fatto. 6 milioni? Sì. 700. Vai. Quanto giochi? 10 euro. 10 euro. Data? Vai. Io 6 milioni tu e 4. 6 o 7? 6 e 4. Te 6 e 4, io 700. Chi si avvicina di più, Vediamo un po', Non hai visto prima? No, ti giuro. Ok, va bene. No. Sentiamo. Quanto? Milioni. Milioni. Beh, domani vi comunicheremo chi ha preso comunque 24 e 46 è un bello sì, certo. Beh, oggi insomma a questo periodo della stagione ha vinto la serata, comunque ci dicono. Sì, per questo avevamo immaginato. Attenzione, sfuggita ai rapitori dopo 8 mesi. Giovanni Battista Pinna, le sue prime parole della notte sono state: chi ha vinto lo scudetto, è vero, è scritto su tutti i giornali, e poi qua, guardate, lo faccio vedere, che sennò pensate che ce l'inventiamo noi. Chi ha vinto lo scudetto, saputo che l'aveva vinto l'Inter, Pinna è tornato da solo nel rifugio segreto e si è rincatenato. Senti, ci manca la canzone di Daniele si prepara, chiudiamo con la sua canzone, ma non sappiamo i milioni, stiamo ancora aspettando i milioni, non li vogliamo più sapere. Ma con la mia fortuna proverbiale ti do già va bene. La canzone di Daniele che esce. Quando esce? Il 5 giugno. Ancora deve uscire. No, allora in vendita sul 5. Eccolo qua! Chi è? Ho vinto! Quanti sono? 6 milioni e 59! Grazie il Deca. Lo sapevo io. Il Deca, dammi il Deca. Con un Deca si può. Allora, dicevi Daniele che il 5 giugno. Grazie. Per me? No, per me. Ha vinto, i soldi di scommesse si pagano. Scusate, sentite? Questo è il Deca che ho preso. Sono veri. Deca vinto. Allora. No, dicevo, il 5 giugno esce su iTunes, che è questa cosa digitale, no? Sì. In tutto il mondo, e si può quindi scaricare. Invece non esce su supporto. Si uscirà successivamente, però all'inizio esce come Vasco Rossi. Uguale. Vabbè, no, è bella, a me prendimi, guarda, mi fa impazzire, mi piace moltissimo. Facciamo una cosa, scalettiamo il momento. Vai. Allora, Daniele Groff sale sul palco, si prepara. Siamo alle 3, il programma sarebbe già scaduto. Spostati! Ci siete? Sì, scusa, stavamo parlando con Giovanni. Sì, immagino. Giovanni Veronesi. Ciao Giovanni, come stai? Ciao, bene. C'è Gianni Minà qua, Giovanni Veronesi. Grande Minà, è venuto anche a casa mia una sera. Ma è vero? Davvero? No, ho sentito la trasmissione. No, però è vero, è venuto una volta insieme a Maradona. Casa mia di Francesco Nuti. Ma dai! Sì, tantissimi anni fa. Ma neanche te lo ricordi sto fatto? Tante volte sono andato con Maradona. Tante volte. Una sera mi ricordo Francesco fece una festa, Francesco Nuti, e Minà si presentò con Maradona, ci fece un regalo di niente. Maradona, insomma, voglio dire. Vabbè, scusa Giovanni che noi abbiamo una chiamata da fare, però state in attento, indovinate chi dobbiamo chiamare? Mi immagino. Attenzione, Malbano dichiara, anche il Tuca Culos si può scaricare da iTunes.
La Leciso invece l'ho scaricata io, dice. Se volete un brano che lo passiamo anche a voi? Sì. È il Toca Culos della Leciso, lo volete? Sì. Vi faccio sentire un brano, un pezzettino, vai. Sì. Tuca culos, tuca culos, tuca culos. Solo questo, l'altro ve lo fa. Questo già basta. Allora, devono guadagnare. Ve lo dovete guadagnare. Sì, allora, Daniele Groff è pronto, ma vediamo di chiamare Mike Bongiorno in chiusura. So che non ci risponderà, però spero. Proviamo, dai. Spero, perché il mio attore preferito. già, perché Giovanni Vernetti ha diretto Mike, Certo, su Dante. Sempre. Eccolo. Sentiamo. Rispondi tu direttamente. Ciao Mike, sono Gianni Minà. Se risponde, speriamo. Dai, rispondi, dicevo proprio oggi, Mike. C'è Gianni Minà. Mike, ti prego. Allora in questo momento sta dicendo, devono essere loro, se li conosco a quest'ora. Ma non gli rispondo mica tutti i giorni. Devono pagare. Non mi pagano. Esatto, lo dice sempre, non mi pagano, mica lavoro per la Croce Rossa. L'ha detto. Sì, Una volta sì. Allora, cosa facciamo? Faccio questo di mestiere, se mi chiamate una volta al mese va bene, ma tutti i giorni scatta il contratto. Sono mica qui a giocare io, a pettinare le bambole. Niente, già appeso in ci ha faccia, chiuso, mi niente, dispiace. Allora è il momento, finalmente non vedevo l'ora che Daniele Groff cantasse, l'abbiamo sentita talmente tante volte su CD, e anzi la presentazione la farà Gianni Minà. La canzone si intitola Prendimi, Daniele Groff, vai tu. Una novità. Sì, è una novità, ancora deve uscire. Prendimi, Daniele Groff. Che ti sto pensando, ora che non sto dormendo, tu che cosa stai sognando? Nel rumore di questa città passano le ore ma non va quello che sento dentro, senza di te sono un fuoco spento, ho bisogno di restare al vento. Se l'amore è matematica, dimmi tu cosa fa il mio sguardo su di te per un'ora e prendimi che la vita fa. Se un sogno ti basta, abbracciami e resta con me e prendimi che la vita è già una vacanza. Questa distanza che c'è, prendimi che la vita è qua, cosa succederà? Le tue mani sono aironi, scrollano le mie emozioni fra 3 giga di canzoni, Tu mi basti, tu mi riempi, accendi tutti i sentimenti, io sono così contento di averti qui con me in questo momento, ho bisogno di fermare il tempo, se ti guardo e tu arrossisci un po' a tutto quello che ho, dei nostri pensieri nascosti e prendimi che la vita fa. Un sogno ti basta, abbracciami e resta con me e prendimi che la vita è già una vacanza, oltre questa distanza che c'è. E voglio dirti quel che non ho detto mai neanche a me stesso, con il cuore senza ragionare, voglio farlo adesso. Cosa è successo? Non mi succede spesso di lasciarmi andare,
c'è. Viva Radio 2! Prendimi che la vita è qua. Cosa succederà? Grazie. Daniele Groff. Grazie. Bene, anche per oggi abbiamo dato un saluto all'Old Rugby Frascati che ci ha regalato le maglie, la camicia e tutto. Ah sì, ci abbiamo un saluto all'Old Rugby Frascati, eccolo. Sì. Ma dobbiamo salutare qui presente Giuseppe Castronovo, che è il presidente regionale Unione Italiana Cechi di Sicilia, che mi hanno regalato un libro meraviglioso, eccolo là, che mi hanno regalato un libro meraviglioso scritto in braille ma anche con sul nero. E tra l'altro io ho visto, lui mi ha letto questa dedica e me l'ha letta ovviamente toccando, certo. Mi ha impressionato proprio la velocità con la quale accarezzava questi puntini che ci sono. Un grandissimo saluto soprattutto a tutti i non vedenti in Italia che ci seguono, sono ascoltano, tanti, bene, che ci ascoltano e ci vedono. Sì, in qualche modo sì. E loro ci vedono, perché ci immaginano come siamo in realtà. Sì, pensa come immaginano te, Baldini. Pensate, con la criniera, da come parli tu. Baldini lo immagino con la criniera. Sì, da come parla lui, con gli zoccoli e la criniera. Grazie a tutti. A domani. Chi c'è domani? Non lo so. Aspetta, Gianni Minà, la chiusura. Devo dire che a Bologna il Biography Festival è alla Manifattura delle Arti. Che si chiama così? Sì. Manifattura delle Arti. Ah, ok. Bologna sono... Ricordiamo Politicamente Scorretto, riflessioni di un giornalista fuori dal coro, il libro di Gianni Minà. Gianni, ci puoi per favore salutare? Paco Pegna. Sotomayor. Ma l'hai conosciuto Sotomayor tu? Come no? Sotomayor è stato mondiale, olimpione, primatista, saltinato. L'ultima cosa, Fidel? Sta molto meglio. Sta meglio? Dicevano che se ne andava dopo un mese. Invece è passato quasi un anno. Ma il fratello, com'è il fratello? Il fratello non l'ho mai conosciuto, l'ho visto una volta nella mia vita. Però non governa da solo il fratello. C'è il ministro degli esteri che ha 40 anni, si chiama Felipe Perezzo, che è il ministro dell'economia che si chiama Carlos Lacche che ha 50 anni, tutti giovani. Il ministro dell'energia, sono tutti giovani, il futuro è già cominciato. I medici che ci sono a Cuba, gli ospedali, i medici bravi si sono. Ma i medici che mandano in giro per il mondo, ce n'è solo 25.000 in Venezuela. Pensate. Medici cubani che lavorano in Venezuela. Ognuno ha i difetti e i pregi, ogni paese ha i suoi difetti e i suoi pregi. Certo, quest'anno 250.000 latinoamericani hanno acquistato la vista facendosi operare a Cuba perché avevano catarratte per fame, per cattiva nutrizione. Hanno fatto ponti aerei prima col Venezuela e poi con gli altri paesi e sono andati a operarsi a La Habana e sono tornati indietro. Questa è l'informazione, non solo questa, ma che non compare nei nostri giornali e che mi offende molto. Devo dire che dopo questo senza assolvere Cuba dai suoi difetti, ma voglio dire, l'informazione è una cosa seria. Se tu questo lo ignori, come leggi per esempio dissidente cubano liberato negli Stati Uniti, non è un dissidente, è un terrorista che ha abbattuto un aereo e ha ammazzato Letelier, ministro degli esteri cileno, a Washington. Ci sono i terroristi buoni e i terroristi cattivi? Quelli convenienti sono buoni, gli altri sono cattivi. Il libro è questo. Dopo un pomeriggio passato con Gianni Minà sicuramente sappiamo qualcosa di più. Sì, sicuro. Su tutto. Gianni Minà, grazie. Grazie a te, grazie a te. Daniele Groff. Ciao a tutti, grazie soprattutto agli spostati che ci consentono questi sforamenti. Ciao Giovanni. Ciao Fiore. Ciao. Hai messo il pallino della radio anche te. Infostrada vi ringrazia per l'ascolto di Viva Radio 2.